tunnel buio della crisi non sbocca nel 2014, la ripresa è ancora lontana. Confcommercio lancia l'allarme nella giornata di mobilitazione nazionale per la legalità che da Roma rimbomba in Veneto, a Venezia e a Verona. Flash mob a Padova, dove in centro vengono stese lenzuola ed esposte merci contraffatte sequestrate dalla Guardia di Finanza negli ultimi 12 mesi. È questa la piaga che rischia di uccidere 43.000 negozi all'anno e 79.000 posti di lavoro. Nei mercati ambulanti sono abusivi 7 esercizi su 100, una situazione di allarme rosso che deve essere affrontato di petto. Forse la politica, presa da 1000 altri problemi, non è capace di risolvere né gli altri né questi. Quindi noi siamo non ottimisti, ma consapevoli che sarà la prima giornata di una lunga stagione di lotta contro chi crede di fare il furbo e poi magari ce lo fanno passare per essere quasi quasi uno che aveva bisogno di essere aiutato. Confcommercio Veneto, che associa 54.000 imprese, lancia un appello alla politica. Tolleranza zero verso ogni forma di illegalità nel segno della repressione, ma ancora di più della prevenzione. Purtroppo gli orizzonti del commercio abusivo oggi si espandono e l'online è il nuovo immenso terreno di conquista dell'illegalità. Un pericolo innanzitutto per la salute, perché la merce contraffatta contiene sostanze a bassissimo costo, spesso nocive, e poi per l'economia, su cui i danni sono incalcolabili. Se tu compri un prodotto contraffatto non paghi nessun tipo di tassa, non hai nessun tipo di garanzia del prodotto che compri, quindi, e soprattutto non sai cosa compri. Quindi può essere che, e dopo ricordiamoci bene che ogni prodotto contraffatto che tu acquisti firmi una lettera di licenziamento per qualcuno che lavora legalmente. Solo nel 2013 a Padova le Fiamme Gialle hanno sequestrato 200.000 pezzi. Addirittura 1 milione di prodotti controllati si sono rivelati non conformi alla normativa comunitaria e quindi pericolosi per la salute. 10 le persone denunciate. Purtroppo dietro tutto a questo sistema qui c'è un racket ben organizzato, okay? Che questi dopo cadiamo anche sull'usura, perché questi acquistano le nostre aziende, queste dopo magari vendendole a qualche multinazionale che monopolizza un mercato. Quindi abbiamo una ricaduta seria sull'economia di un paese. Dobbiamo pensare bene e sensibilizzare appunto il consumatore finale, perché dopo ricordiamoci che ogni prodotto contraffatto noi ci portiamo a casa una conseguenza.